Amici, bergamaschi e bresciani sanno rinunciare alla storica rivalità per stimarsi a vicenda in questo anno di capitale della cultura? Bentrovati a tutti. Oggi scendono in piazza due piazze, la fascista razionale Piazza Vittoria per Brescia e il salotto elegante di Bergamo Alta, Piazza Vecchia, contornata da eleganti palazzi. Vediamo che ne sanno bergamaschi e bresciani. Brescia e Bergamo e Brescia, che bellezza che ne sei. Nelle viuzze di Bergamo Alta in compagnia di un bergamasco. Doc proprio. E ti chiami? Alessandro, Alessandro, tu di che ti occupi? Quanti anni hai? Possiamo saperlo? 24 anni, mi occupo, sono nel settore ricettivo. Senti Alessandro, perché dici Doc? Proprio sei nato a Bergamo, vivi a Bergamo? Doc perché vanno di moda i prodotti Doc, quindi mi definisco. Sì, no, perché sono bergamasco. Quindi. Benissimo, senti, questa piazza bresciana. Posso chiamarla? Vabbè, possiamo chiamarla, la saluta, arrivederci, ciao. Senti, questa è una piazza invece bresciana. Tu conosci la nostra città, Brescia? Ne ho sentito parlare. Sai che c'è una città vicina che si chiama Brescia. Questa piazza la conosci? Certo, piazza bresciana, sì. Piazza bresciana, esatto. Piazza Piazza Vittorio Veneto. Piazza Vittorio Veneto, Piazza Vittoria e basta. Piazza Vittorio. Piazza Vittoria. Dici che porta bene, però porta meglio i bergamaschi la vittoria ultimamente. Meglio la vittoria della sconfitta. Meglio Brescia o Bergamo dal punto di vista del sesso femminile? Allora, io sono addirittura fuori dall'Italia per quanto riguarda, e poi c'è qua la mia signora. Mi astengo. Non puoi dire. Pareggio. Pareggio tra ragazze bresciane e bergamasche. Vabbè, manda un saluto ai bresciani, o in dialetto bergamasco o in italiano, come preferisci. Cari bresciani, Ok, saluto di fine anno del Presidente della Repubblica questo. siete invitati a Bergamo e viva la polenta. Ciao. Andiamo a Brescia. Siamo tornati a Brescia in Piazza Vittoria in compagnia di Emanuele, tu sei bresciano? Bresciano, di Chieti. Di Chieti, quindi insomma della provincia. E vabbè, si sta bene a Chieti? Si sta benissimo, sì. Se tu anziché essere di Chieti fossi di un paese bergamasco, saresti contento? Sì, ci sei nato, devi dire sì. Sì, esatto. Ci hai pensato un po'. Sì, siamo a capitale della cultura, giustamente. Almeno quest'anno dobbiamo fare i bravi. Dobbiamo essere amici quest'anno, esatto. Senti Emanuele, guarda un po', questa è un'immagine della città di Bergamo. Riconosci questa piazza? Sì, deve essere la piazza, non mi ricordo una piazza, può essere Bergamo Alta. Se no. È Bergamo Alta, sì, questo era il cuore di Bergamo Alta, è Piazza Vecchia. Ok, esatto. Col campanù, vedi? La vedi? Lo sanno i bergamaschi che hai tentennato nell'indovinare Piazza Vecchia. Tagliamo, questa? rifacciamo. Ma no, non rifacciamo nulla. Ho riconosciuto che era di Bergamo Alta, quindi deve essere un onore avere un bresciano che ha riconosciuto. È vero, bravo, hai fatto. Guida di Bergamo anche perché vedo spesso i video su Aperiche. Ma tu ogni tanto ci vai a Bergamo? Ogni tanto vado, ma vado sotto il monte. Preferisco quando portare i miei genitori sotto il monte per il Papa. Per il Papa Giovanni, insomma, luoghi legati alla spiritualità, al ricordo di questo grande personaggio. E tu visiterai qualcos'altro a Bergamo, magari la provincia? Cioè in questo anno della cultura hai messo in cantiere, in programma qualcosa? Sì, a parte ritornare sotto il monte con i genitori sicuramente, probabilmente al tragitto di ritorno mi fermerò sicuramente in città a fare un salto, a vedere qualcosa del centro storico di Bergamo, visto che conosco poco, magari vai sotto Carnevale così con la maschera, non ti vedono perché dopo quello che hai detto, va bene, dai, salutiamo. Nel Brescia vado là mascherato, vediamo se cosa può. Vai a cercare, ma noi salutiamo allora gli amici bergamaschi, o in dialetto o in italiano, come preferisci? Dialetto, vai. Dialetto, e un saluto a tutti i bergamaschi. Va bene, tutti, alla prossima, grazie, ciao. Brescia e Bergamo e Brescia.